nazioni, una al Brasile, l'altra in Giappone e l'altra a Udine, perché sono stato in squadra in tanti paesi che mi hanno ricevuto di un modo eccezionale, indimenticabile, e il ricordo sempre sarà nel cuore per tutto, che anche se solo 2 anni, ma tutto quello che ho lasciato e ho fatto e ha dimostrato in campo, nell'allenamento e fuori, per dare sempre il massimo per la mia squadra. Guardando le immagini, mi ricordo vedere tanta gente sullo stadio, sempre pieno, credo che loro hanno avuto tanta emozione con me e con la nostra squadra, che era una grande squadra con grandi campioni come Baroni, Edinho e altri giovani che hanno dimostrato il suo valore e hanno fatto tanto nel calcio, non solo delle squadre come della nazionale. Per fortuna possiamo vedere sempre i migliori in buone azioni. Dicevano il doppio di Italia, però io sono venuto in un momento importante che tutti i grandi campioni di tutti i paesi del mondo erano qui, il campionato italiano era visto in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna dei campioni, l'Udinese sempre ha fatto buone squadre e oggi mi resta a seguire e fare tifo lì dal Brasile, dal Giappone, perché quando tu tieni nel cuore una squadra vuoi sapere sempre tutto quello che loro fanno nel giorno per giorno. Grazie mille per tutti, grazie mille. Grazie mille. Alzico, dopo Massimo arrivo da te che cominciamo a